Ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. In apertura i dati del bollettino settimanale sui casi Covid in Sicilia. Nella settimana dal 12 al 18 dicembre sono stati 11.246 nuovi positivi, in calo dell'1,11% rispetto ai 7 giorni precedenti e con un valore cumulativo di 234 ogni 100.000 abitanti. Secondo i dati del bollettino DASOE, il più alto tasso di contagiati si è registrato nelle province di Ragusa, Palermo e Messina. Per quanto riguarda la curva di ospedalizzazione, risulta essere stabile e più della metà dei ricoverati risultano non vaccinati. Passiamo alla cronaca. Due fidanzati della provincia di Messina, Nino Calabrò e Francesca Di Dio, sono stati trovati morti in una casa di Tornaby-on-Tees, comune della contea di North Yorkshire, in Inghilterra. Lui di Barcellona Pozzo di Gotto, lei viveva a Montagna Reale. Nino si era trasferito nel Regno Unito e lavorava in un ristorante e la ragazza era andata a trovarlo per le vacanze di Natale. I corpi sono stati ritrovati dagli amici nella giornata di ieri, che erano preoccupati perché la coppia non rispondeva al telefono da diverso tempo. Secondo alcune indiscrezioni, la polizia avrebbe fermato un 21enne sospettato del delitto. I sindacati siciliani di Filcams, Fisascat e Wiltux hanno proclamato lo sciopero regionale del settore commercio e distribuzione cooperativa nei giorni di 25, 26 dicembre, 1 e 6 gennaio prossimi. In una nota le segreterie regionali spiegano che la protesta mira a sostenere il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori del settore di poter conciliare esigenze di vita con esigenze lavorative, garantendo loro anche il diritto del riposo nei giorni festivi delle prossime festività natalizie. E chiudiamo con il meteo. Nella giornata di domani in Sicilia sono previste precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio sulle zone settentrionali, con quantitativi cumulati deboli. La giornata sarà caratterizzata da venti localmente forti, soprattutto nelle zone occidentali. Le temperature saranno stabili con leggeri incrementi. Le province siciliane più calde domani saranno, secondo le previsioni, Palermo e Siracusa, con massime rispettivamente di 19 e 20 gradi. Le più fredde si confermano Ragusa ed Enna, con minime rispettivamente di 7 e 5 gradi. Ed è tutto per questa edizione. Dalla redazione di New Sicilia l'augurio di una buona serata. Natale ad Acireale. Dall'8 dicembre all'8 gennaio, nel centro storico, mercatini, circuito dei presepi d'arte, la casa di Babbo Natale, la pista di pattinaggio sul ghiaccio, concerti musicali nelle chiese, laboratori, il trenino turistico natalizio, oltre a tante iniziative di solidarietà. Il 24 dicembre alle ore 20, Uzzukku, tradizionale accensione. L'amministrazione comunale augura buone feste.